Con 23 voti è stato eletto ieri sera presidente dell'ATI, l'ambito territoriale idrico, il sindaco di Menfi, Vincenzo Lotà. L'assemblea dei sindaci della provincia ha eletto a sorpresa il candidato sfavorito. Lotà rappresenta infatti i comuni che si ribellano alla gestione privata di Girgenti Acque. Erano presenti 41 primi cittadini o delegati, 23 i voti per Vincenzo Lotà, 17 quelli per Emilio Messana, che è stato nominato vice, e un astenuto. C'è da capire se Lotà adesso sarà presidente garante di tutti e se riuscirà a riportare tutti i comuni dell'Agrigentino alla stessa situazione, che è quella del servizio pubblico nella gestione del servizio integrato. Adesso l'Assemblea dovrà eleggere i 5 sindaci che comporranno il direttivo. Intanto il Comitato Intercopa rivolge i propri auguri di buon e proficuo lavoro al Presidente e Vicepresidente dell'ATI per il raggiungimento degli impegnativi obiettivi prefissati nello Statuto di recente approvazione. Il Comitato Intercopa, coordinatore Franco Zammuto, preannuncia già che dopo la nomina e l'insediamento del Consiglio di amministrazione chiederà al Presidente Lotà un incontro al fine di chiedere di inserire nello Statuto dell'ATI l'equivalente dell'articolo 12 della Legge regionale 19 del 2015 e come si intende procedere nei confronti del gestore Girgenti Acque, che a oggi gestisce 27 dei 43 comuni facenti parte del consorzio.